Buonasera, oggi c'è l'inaugurazione dello spazio Bike Me Hub. Ci può spiegare come è nata l'idea e quali sono gli obiettivi prefissati? L'idea del Bike Me Hub, che è uno spazio all'interno di una piazza più grande che è quella di Open Dream, è uno spazio dedicato allo sportivo. Nella fattispecie è uno sportivo che è dedito alla bici in tutte le sue discipline, direi dai skateboard, come potete vederlo, al running. Però è uno spazio che è vissuto anche attraverso una cura della propria persona. In effetti c'è un bistrò salutista e quindi non si trova qui quel tipico mangiare delle grigliate, e c'è anche uno spazio dedicato al tour operator, perché il Veneto è una regione ricca ormai di ciclabili. Il turismo green è un turismo sempre più, per fortuna, attento al territorio, e quindi qui lo sportivo, ma anche il semplice appassionato, può trovare utili indicazioni di percorsi per penetrare all'interno del territorio veneto. Prima diceva che Bike Me Hub fa parte di uno spazio più grande. Ci può dire a grandi linee questo spazio più grande, che obiettivi e che scopi ha? Bike Me Hub è la porta da noi definita a sud, è quella rivolta all'aeroporto Canova sulla strada Noalese, e che oggi apre la sua piazza interna di Open Dream. Da qui partirà una Potter Line, una strada che realizzeremo con tutti i reperti che abbiamo trovato della vecchia fabbrica Pagnosin, e che collegherà direttamente sulla via Ostiglia, che è la ciclabile, viceversa, la più lunga del Veneto, perché parte da Mantova e arriva a Treviso. Questa bretella di congiunzione è proprio una bretella che vuol segnare lo spazio grande di Open Dream, che è uno spazio che mitiga dal movimento veloce l'aereo e l'auto al movimento lento che è il running e la bicicletta, da un modo di muoversi inquinante a un modo di muoversi invece ecologico. Assessore, buonasera. Questa è un'inaugurazione che apre una nuova strada al turismo. Quale sarà il turismo del futuro? Il turismo del futuro è anche il turismo del presente, perché tutto il tema del cicloturismo abbinato poi al tema della salute, del benessere, che è esattamente ciò che oggi inauguriamo qui in questo luogo, è il presente e anche il futuro del turismo slow, lento, green, verde sul territorio. A maggior ragione dopo questi mesi di Covid che ci hanno tenuti chiusi in casa, la gente ha bisogno di spazi all'aperto, ha bisogno di sicurezza, quindi di potersi muovere tenendo anche un certo distanziamento sociale, e quindi tutto quello che è il turismo all'aria aperta, facendo dello sport, degustando anche dei cibi tipici e pensando al wellness a 360 gradi sarà il futuro, come è già anche il presente. Serata di inaugurazione, ci può spiegare un po' lo spazio che verrà inaugurato e quelli che saranno i progetti in futuro? Allora, lo spazio è un recupero industriale dell'area ex Pagnosin, 100.000 metri quadrati, un progetto faraonico dove l'imprenditore veneto Damaso Zanardo ha voluto investire. Investire in che senso? Oggi andremo a inaugurare il primo blocco dedicato al cicloturismo, quindi con una bottega di bici di alta gamma, soprattutto e-bike, un tour operator che gestiremo noi direttamente con degli itinerari nuovi che porteranno la gente ad utilizzare le e-bike, quindi fare lunghe tratte, utilizzando soprattutto la via Ostiglia, la Treviso-Ostiglia, perché la proprietà ha voluto completare il progetto acquisendo anche un'area verde vicino all'Ostiglia, in modo tale da creare la fruibilità per il cicloturista all'interno della nostra area. Sindaco, una nuova iniziativa imprenditoriale qui a Treviso, in questo periodo post-lockdown, che significato ha? Significa sport, rigenerazione, turismo, investimenti, quindi sono quelle 4 parole che per un sindaco sono oro colato. Io ringrazio Damaso Zanardo perché con questo progetto ha messo insieme questi elementi che oggi più che mai sono fondamentali per il rilancio dei nostri territori. Poi il cicloturismo è un fenomeno che sta crescendo in Europa, in Italia, e credo che Treviso abbia delle caratteristiche uniche, perché si va dal fiume al mare alla montagna, e sono tutte mete che si possono raggiungere tranquillamente in bicicletta, quindi diciamo che siamo la location per
perfetta per il cicloturista, e quindi strutture come queste non fanno altro che ad aumentare la voglia di venire a visitare i nostri territori da parte appunto dei cicloturisti europei. Presidente Ascom, una nuova realtà imprenditoriale barra commerciale. Il commercio come risponderà e come potrà collaborare con il turismo in futuro? Beh, è un tutt'uno, non c'è più questa distinzione, c'è un grande indotto che viene generato dal turista che viene a scoprire un territorio per quello che vale, per quello che è, e quindi lo vuole annusare, toccare, acquistare, portarne a casa un pezzo. È molto molto importante, e questo è anche un segno che piano piano si riparte, e quindi un bellissimo segnale, siamo contenti. Ciao, tu hai appena finito un progetto di comunicazione con la regione. Quanto è importante e quanto sarà importante per il futuro la comunicazione per il turismo? Allora, se parliamo di influencer, secondo me è una cosa principale in questo istante, perché influencer sono più vicini al pubblico di tutti gli altri, perché ormai sì, c'è la TV, ci sono le riviste, i giornali, tutto quello che vuoi, però la gente sta piuttosto con il telefonino in mano su Instagram, su Facebook, e gira lì. In effetti secondo me la gente che adesso può trasmettere sono influencer e blogger, vabbè, è il mio punto di vista, anche perché io seguo diverse persone e tutte le novità ricevo o da Telegram o da Instagram o da Facebook, cioè lì.